Per anni è stato il centro propulsivo di un'intera comunità, ma l'ultima nevicata lo ha fatto accartocciare su se stesso, piegando i pali d'acciaio e squarciando la copertura. Parliamo della tensostruttura al campo sportivo di Rasai di Seren del Grappa, crollata lo scorso febbraio sotto il peso del manto nevoso. Qui c'era un capannone che era durato 8 anni, che avevano finito di pagare i debiti, il volontariato locale. Quest'anno è caduto tutto a causa delle nevicate che ci sono state all'inverno e adesso hanno già un preventivo per realizzare in fissa tutta la struttura. Ieri il dirigente della Protezione Civile del Veneto, Roberto Tonellato, e il capogruppo del PDL, Dario Bonda, hanno eseguito un sopralluogo al campo sportivo accompagnati dal sindaco di Seren, Loris Scopelle. La tensostruttura aveva una valenza duplice: da un lato centro di una serie di attività, tra cui la rinomata Festa dei Moroni, dall'altro punto nevralgico del piano comunale di protezione civile individuato come centro di attesa nel caso di emergenze per la popolazione. E proprio su quest'ultimo aspetto si è concentrato Tonellato. Adesso si tratta un attimo di valutare tecnicamente, questa struttura che ospita anche una parte appunto di quelli che sono i sistemi di raccolta della protezione civile in generale, quindi a servizio della popolazione come area di primo ammassamento. Dal canto loro i serenesi hanno già le idee chiare: realizzare una struttura fissa in legno lamellare di circa 1000 metri quadrati in grado di supportare l'intensa attività socio-culturale e di supportare le eventuali azioni di protezione civile. A gestirla direttamente sarà la Proloco in base a un accordo di programma che sarà siglato con il Comune. La Regione farà la sua parte, ha assicurato il capogruppo Bond. Lì bisogna fare qualcosa e quindi in qualche maniera abbiamo dato rassicurazioni nella limitatezza di un bilancio regionale, ma la Regione c'è con il suo Presidente, con l'assessore alla protezione civile, con io stesso, ma anche con la struttura della protezione civile. Adesso bisogna seguirli nell'iter per realizzare quanto prima un nuovo stabile ancora più sicuro.